ditte nazionali, internazionali. E alla fine noi della stessa maniera camminiamo per queste grandi ditte, per esempio, non so, Troni, e prendiamo queste scatole dove vengono inserite i frigoriferi. E vogliamo prendere queste scatole che alla fine, che adesso ci rendiamo conto che è molto difficile perché quasi tutte queste ditte la distruggono, bensì per riciclare tutto il cartone, ma alla fine anche questa industria del riciclaggio non lascia, diciamo, alle persone così carenti di soldi di prendere questi scatoloni perché ti dicono no, questo va al riciclaggio, che sempre vengono dopo riciclati per prodotti per queste ditte importanti, non per la classe sociale. Anche, però, immagino, credo io, non lo so, la politica, ma credo che alla fine porterà tutto il beneficio a queste ditte. Allora, in questa difficoltà cerchiamo di trovare tutti questi scatoloni, poi nel campeggio arriverà un furgone che sarà l'agenzia immobiliaria mobile e l'agente immobiliare venderà queste scatole. Il prezzo non lo so, loro sapranno, io quella parte non mi metto. Venderà delle case fatte con gli scatoloni? Ecco, per puntualizzare come l'agenzia immobiliare, anche l'arte, una scatola così, come Santiago Sierra per esempio, può diventare una scatola che può valere, non costare. Valere. Non so, mai mi sono